termine della celebrazione andremo sul sagrato di fronte all'icona della Madonna della Salute e ci sarà la benedizione della città, ma prima l'affidamento e la preghiera mariana dell'Angelus. Sarà un momento molto importante, io spero anche toccante, perché riusciremo ad arrivare in tutto il patriarcato, dato che la gente non ha potuto confluire nella basilica, a Punta della Dogana, attraverso il suono delle campane. In una lunga intervista esclusiva concessa alle nostre emittenti, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, rivela quello che sarà forse il momento più toccante della ormai vicina festa della Madonna della Salute, sabato 21 novembre a Venezia. Sarà una festa inusuale che ci riporterà proprio alle origini della festa della Madonna della Salute, perché viviamo una situazione distante nel tempo, 4 secoli, ma nello stesso tempo molto vicino come realtà che il popolo veneziano torna a vivere. Quindi ritornare alle origini, alle radici. Il pontificale, presieduto dal patriarca, sarà trasmesso in diretta da Antenna 3 a partire dalle ore 11. La giornata in genere molto affollata di pellegrinaggio da tutto il Veneto, possiamo dire, dovrà essere ritmata secondo le contingenze che la legge ci chiede e noi vogliamo ottemperare in modo convinto. Allora non ci sarà la messa ogni ora come era abitudine, ma ci saranno solo 3 messe nella intera giornata.